In alcuni parti del territorio veneto c'è un'obiettiva sofferenza perché magari si aspettavano una candidatura rispetto ad un'altra, ma adesso l'importante è che ci sentiamo tutti dalla stessa parte, che facciamo il massimo impegno in questo mese per ottenere un risultato che sia come dire, il massimo possibile per la nostra formazione politica. Si tratta di una fase fisiologica che accompagna ogni chiusura delle liste, sono normali i malumori. Così Alessandro Bisato, numero 1 del PD Veneto, archivia le polemiche che hanno accompagnato la presentazione delle candidature. Adesso, aggiunge Bisato, bisogna lavorare tutti per il partito. Gli scontenti lamentano che molti nomi siano stati calati dall'alto tra i fedelissimi di Renzi. Polemiche che anche secondo Giovanni Manildo, sindaco di Treviso, vanno definitivamente messe da parte. Le recriminazioni non hanno senso, lavoriamo con impegno per cercare che questa campagna elettorale sia una campagna elettorale dove si vuole raccontare l'Italia che vogliamo. Entrando nel dettaglio delle candidature, molti gli amministratori attuali o passati presenti nelle liste, come nel caso di Silvano Piazza, ex sindaco di Silea, o del vice sindaco di Cappellamaggiore Maria Rosa Barazza, entrambi alla Camera. Tra i volti nuovi quello di Matteo Favero e Anna Spinnato alla Camera ed Isabella Giamelloni al Senato. Per la corsa al Senato il PD presenta a Belluno alla trevigiana Laura Puppato. Non passano certo inosservate le esclusioni di Simonetta Rubinato e Floriana Casellato. A sorpresa in Veneto 2 nomi big a livello nazionale proporzionale, il ministro Marco Minniti e l'avvocato Lucia Annibali. Ci sono 2 personalità nazionali, l'importante è che non siano stati candidati per portare via un seggio ai veneti, cosa che sicuramente non sarà. Sempre per quanto riguarda il centro-sinistra, in casa liberi uguali tra i candidati, un volto noto della politica di Treviso, il consigliere comunale Said Caibi. Non me lo sarei mai aspettato in queste settimane, tante persone che fanno parte della mia forza politica, tante persone fuori dalla mia forza politica mi hanno chiesto di metterci la faccia nell'uninominale, riconoscendo questi 5 anni di amministrazione.